Please hang up and try again. Tutti al centro. Al centro, al centro. Pure in basso, Enrico, in basso. Al centro insieme, grazie. Eccoci. Al centro tutti insieme. Tanto non veniamo, ci tagliate. Al centro insieme, grazie. Il Sistina è tornato, è uno slogan che stiamo usando perché anche grazie a questi grandi interpreti quest'anno si vuole dare questo segnale che il Sistina torni a splendere come i romani e gli italiani si aspettano. Il momento non è dei più felici, dei più allegri, ma proprio per questo il teatro c'è, continuerà e farà la sua sfida. Abbiamo voluto proprio simboleggiare questa partenza con la scritta Teatro Stabile della Commedia Musicale Italiana, che è un riconoscimento che il Teatro Sistina, unico in Italia, ha dal Ministero dei Beni Culturali. Questa cosa probabilmente è sempre stata un po' messa da parte, ma è quello l'impegno che ci porta a mettere in questo teatro grandi spettacoli musicali, grandi interpreti, grandi maestri. Due cose caratterizzeranno questa stagione, parlo adesso non degli spettacoli ma proprio dell'hardware. Abbiamo dato un tocco di luce, di pulizia al teatro proprio perché il pubblico va accolto nel modo migliore. Anche i camerini, che è una zona che di solito riguarda solo noi artisti, però grazie anche alla sensibilità di Enrico e della produzione di Lucantino, tutti insieme abbiamo deciso di rendere i camerini anche più accoglienti per gli artisti che vivranno in questo teatro, e questo credo che sia una cosa importantissima per chi fa questo lavoro. Un'altra piccola cosa di cui spero di potermi rendere sempre più orgoglioso è che la stanza e l'ufficio del dottor Garinè, che tanti di noi hanno conosciuto dall'altro lato, seduti di fronte, il pianoforte in cui Trovaioli faceva i provini per i suoi interpreti, rimarrà intatta, non la stiamo toccando, la sto trasformando in un piccolo, chiamiamolo museo, comunque sarà una sala Garinè Giovannini, visitabile dal pubblico 2 ore al giorno, quindi apriremo il Sistina anche ai turisti che ogni volta vengono qui, si fanno le foto e chiedono di poter visitare, quindi questa cosa la faremo, il Sistina sarà aperto 24 ore al giorno. No, tranne la notte, insomma. Ma non è detto, faremo gli spettacoli anche notturni perché è sicuramente tutta l'estate, quindi non dico altro, lascio adesso agli interpreti il benvenuto, taglieremo questo nastro simbolico perché è vero che il Teatro Sistina c'è da sempre, però questa è un'inaugurazione di un nuovo corso che ha bisogno di grande fiducia, di grande ottimismo e di molta fortuna per cercare di andare fino in fondo. Quindi grazie intanto di essere qua, grazie soprattutto a tutti gli artisti che hanno scelto e accettato di essere testimonial di questa nuova stagione, di questo nuovo corso. Un'altra piccola novità che riguarda sempre il pubblico, il teatro proprio in questo spirito di accoglienza farà l'aperitivo a teatro, cioè i romani che non vogliono tornare a casa per mangiare, per cambiarsi dopo il lavoro e venire qui, possono direttamente venire al teatro, sarà aperto, ci sarà un aperiteatro dove prima dello spettacolo, quindi c'è una nuova gestione anche della parte ristorazione. Ecco perché abbiamo rifatti i camerini, così poi si può mangiare. Tagliamo il nastro? Vai! Allora, prima aspetta, disponetevi, esatto. Disponetevi! Thank you! Thank you! Thank you! Eccoci! Guardate avanti! Vai! Avanti!